in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Un cordiale saluto a tutti dalla campagna veneta, meglio dalla montagna veneta. Siamo venuti qua su a Lamon per parlarvi di un fagiolo tipico. E perché ve ne parliamo? Perché siamo nell'anno internazionale delle leguminose e un legume per eccellenza è il fagiolo, no? Certo, e il fagiolo di Lamon è d'eccellenza, no? Il fagiolo IGP certificato nel Veneto. Da tanti secoli piantato qua su. Certo, e questa è la zona di origine dove praticamente parte la semente che viene distribuita agli altri produttori della vallata. Un fagiolo tipico che cresce soltanto qua su, con le sue tipicità, la sua bontà. Sì, è un borlotto, però le caratteristiche specifiche sono esaltate proprio da questi ambienti, da questo clima, la tenerezza della buccia in particolare. Perché solo qui a Lamon e dintorni cresce questo fagiolo? E cresce solo qui perché ci sono delle condizioni climatiche particolari, l'assenza assoluta di umidità e lo sbalzo di temperatura tra il giorno e la notte. Il sommario di questa puntata. Il fagiolo di Lamon sulla montagna bellunese a ridosso del Parco delle Dolomiti è considerato in assoluto tra i più pregiati e ricco di valori nutrizionali. Una produzione molto limitata. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2016 anno internazionale dedicato ai legumi. Stando alla tradizione, proprio in terra veneta si cominciò a piantare i fagioli appena arrivati dall'America. Vennero definiti il pane dei povereti, il pane dei poveri. Tutti dicono che l'agricoltura è futuro, ma è un futuro molto problematico. Veneto Agricoltura ha presentato il bilancio dell'annata agraria 2015, qualche rosa, ma tante spine, magrissimo il reddito delle aziende. Con la CIA di Venezia siamo andati a Chioggia per fare il punto sulla stagione del famoso radicchio tondo. Non ci siamo, prezzi stracciati, si fatica a far sistema e a programmare la produzione. È tornato a quanto pare alla grande il lavoro nero nelle campagne venete. Un'azienda su 3 avrebbe lavoratori irregolari. Lo dice un'indagine CGIL. L'olio tunisino preoccupa, gli sono state spalancate le porte europee a dazio zero, mettendo a rischio la produzione italiana. Critici gli olivicoltori veneti, concentrati sulle colline veronesi, sulle sponde del lago di Garda, ed eccellenti coltivazioni sui colli Euganei, sui Berici e sulla pedemontana del Grappa. È in ripresa la vendita di macchine agricole, particolarmente movimentato l'ultimo scorcio del 2015, una tendenza che si spera che continui. Con me c'è Tiziana Penco, che è la presidente del consorzio di tutela della fagiolo IGP di Lamon. Ecco, parliamo proprio delle caratteristiche. Eccoli qua i nostri fagioli, no? Esatto, qui abbiamo portato lo spagnolette e questa in particolare è la semente che verrà seminata quest'anno su tutto il territorio certificato. E noi abbiamo 5 varietà, comunque non dobbiamo dimenticarcelo, però lo spagnolette in particolare è quello che è prodotto per la maggiore. E spieghiamo un po' tecnicamente questo spagnoletta con Giuseppe Crocetta, agronomo tecnico di Veneto Agricoltura. Lo spagnolette è l'ecotipo più coltivato in zona proprio perché si presta per tutte le preparazioni culinarie. Che vuol dire ecotipo? Ecotipo è una localizzazione della varietà di fagiolo borlotto. Poi vedremo altri dettagli, intanto una scheda sui legumi coltivati nel Veneto. Il Veneto, con tutta probabilità, è la regione dove si coltivò il fagiolo, portato agli inizi del Cinquecento. Era appena arrivato dall'America, da poco scoperta. Per la verità, le prime piante vennero poste nei giardini di Papa Clemente VII, che ne promosse la coltivazione. A Lamon, sulla montagna bellunese, vennero portati dall'umanista Piero Valeriano, uomo di fiducia del pontefice, che gliene regalò un sacco, purché li piantasse nella sua terra di origine. Incominciò così la storia dei mitici fagioli di Lamon.
Come si fa a riconoscere quelli veri dalle imitazioni e dai falsi? Per essere sicuro che gli fagioli della Mon basta metterli dentro la mano fino in fondo al sacco, sotto. Se va fino in fondo, gli fagioli della Mon. Quindi siamo certi che questi sono fagioli di Ramon. Sì, certo, Lei li coltiva questi fagioli, sì, ma si fa fatica a coltivarli. certamente. Sembra facile. Com'è andata quest'anno? Bene, dai, andà abbastanza bene. Le è dato soddisfazione? Sì, sì. Il fagiolo arrivato dall'America si affermò presto ed è stato un cibo prezioso per sfamare le popolazioni più povere, tanto da essere chiamato il pane dei poveri. L'ONU ha dichiarato il 2016 anno internazionale dei legumi, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza di questi ortaggi e di promuoverne il consumo. Nei paesi in via di sviluppo i legumi rappresentano il 75% dell'alimentazione umana, in quelli industrializzati il 25%. Tra i legumi spiccano i fagioli. Nel Veneto, oltre ai fagioli IGP di Lamon, meritano di essere ricordati per specifici pregi i fagioli borlotti nani di Levada di Pederobba, in provincia di Treviso, il fagiolo di Posina, in provincia di Vicenza, qualità Scalda e Fasola, e il fagiolo gnocco borlotto di Villa Bartolomea nel Veronese. Siamo sempre alla Monna, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, per parlarvi del fagiolo tipico di questa montagna con Tiziana Penco. L'ultima raccolta è stata piuttosto deludente. Sì, causa temperature molto alte del mese di luglio che ha causato la caduta di parecchi fiori e quindi una perdita di un 30-40% di produzione. Soprattutto qua in pianura, perché più verso la pianura, perché in montagna si è quasi salvata la raccolta. Esatto, la perdita maggiore è stata nella vallata feltrina e alla Mon abbiamo tutto sommato, siamo riusciti a portare a casa un buon prodotto come vedete e quindi disponibilità di seme in abbondanza. Giuseppe Crocetta, abbiamo parlato noi di spagnoletta, ma abbiamo anche altre varietà coltivate quassù. Sì, ci sono anche altri ecotipi appunto coltivati nella zona di Lamon e Sovramonte, che sono, oltre allo spagnoletta, appunto lo spagnol, il calonega e il canalino. Esiste poi anche uno spagnolet nano che è più piccolo come misura. La differenza? La differenza è sulle proprietà organolettiche, sulla tenerezza e sull'impiego alimentare. Notizie dal Veneto agricolo. Il Veneto sarebbe tra le regioni dove si impiega maggiormente manodopera in nero nel settore agricolo. Ben un'azienda su 3 occuperebbe lavoratori irregolari. Il tasso di irregolarità sarebbe cresciuto dal 2003 ad oggi del 134%, è quanto emerge da una ricerca commissionata dalla CGIL di Padova e ACS a Etifor. Negli ultimi anni, ha spiegato Andrea Gambillara, Fly CGIL, le aziende usano l'irregolarità come strumento di concorrenza sleale contro le altre aziende. Chiediamo per questo la collaborazione anche delle associazioni di agricoltori per debellare il problema. Radice e sostanza organica presente nei frutteti, problematiche dell'actinidia. È il tema di un convegno in programma giovedì 13 febbraio alle 18:30 nel Pala Pesca di Somma Campagna in provincia di Verona, nell'area mercato ortofrutticolo. L'incontro, promosso dai comuni di Somma Campagna e di Sona, è rivolto in particolar modo agli agricoltori e agli operatori tecnici del territorio. Nel Veronese il kiwi sta presentando grossi problemi legati in particolare all'asfissia delle piante. Quest'anno e nel 2017 arriveranno nell'Unione Europea a dazio zero altre 35.000 tonnellate di olio dalla Tunisia. Hanno dato il via gli europarlamentari della Commissione Commercio Internazionale. Sono scattate subito in Italia le reazioni negative. Il provvedimento è ritenuto uno schiaffo ai nostri coltivatori di olivi e comporta il rischio di frodi e di olio taroccato. Nello scorso anno le importazioni di olio erano aumentate del 520%, un dato che viene sottolineato dalla coltivatori diretti, per la quale ancora una volta l'agricoltura diventa merce di scambio senza alcuna considerazione sull'impatto economico, occupazionale ed ambientale sui nostri territori. È quanto mettono in risalto anche i produttori di olio del Veneto, ritenuto tra le qualità più pregiate.
In sensibile aumento sul finire dello scorso anno le immatricolazioni di macchine agricole. Il 2015 si è chiuso con un 1,4% in più rispetto all'anno precedente. Segnali di recupero per le mieti trebbiatrici, mentre ancora in calo risultano le moto agricole. Decisivo l'apporto dei contributi europei PSR, mentre si attende per il 2016 l'effetto degli incentivi previsti dal governo. Siamo sempre alla Mon e qui siamo a 1000 metri dove si coltivano i famosi fagioli. Siamo a San Donato. Esatto, San Donato di Lamon, 1000 metri, e questo è un campo pronto per la semina di quest'anno e quindi pronto per maggio, no? Dal 1° di maggio fino a fine maggio qui possiamo seminare e vedete circa 5000 metri di terreno pronto, già concimato con stalatico biologico, perché questa è un'azienda in conversione biologica, già arato, concimato ancora a metà novembre, quindi adesso il terreno sta riposando e è pronto per la semina. Dottor Crocetta, qui siamo a 1000 metri, ecco un'altezza che si confà al fagiolo. Sì, direi che dai 500 metri fino ai 1200 è la quota ideale per coltivare fagiolo perché non c'è l'umidità tipica della pianura. Se io porto il fagiolo di Lamon, un fagiolo, e lo semino in pianura, abbiamo lo stesso fagiolo? No, assolutamente. La pianta è adattata a questo ambiente, portata in pianura, produce solo foglie e pochissimi bacelli e senza parlare della qualità che naturalmente è molto molto più scarsa. Le caratteristiche dei prodotti ottenuti in queste zone sono in media nettamente superiori a quelle di altre zone e delle zone di pianura in particolare. Il vero fagiolo di Lamon è il fagiolo di queste zone. Produzione, Tiziana Penco, in crescita oppure siamo fermi? Assolutamente in crescita, un trend sempre positivo, con 91 aziende certificate quest'anno, con 1,5 ettari in più, quindi per un totale di 14 ettari totali, e una produzione in aumento, dati del 2014, 160 quintali di prodotto certificato. E sul parco delle Dolomiti Bellunesi si coltiva un altro fagiolo tipico, il gialetta. Ne parliamo con Laura Solinas, che è presidente di un'associazione proprio dedicata a questo fagiolo. Sì, è l'associazione per la tutela del fagiolo gialetta della Valbelluna, un presidio slow food. È un presidio perché, come molte chicche buone ma un po' difficili da coltivare, si è mantenuta la coltivazione soprattutto negli orti familiari. Un fagiolo da papi. Sì, da papi, perché la maggior commercializzazione prima che la esclusiva, dicevano i testi. Sì, quasi esclusiva era Città del Vaticano. Dei mercanti di Bologna e di Padova riuscivano, tutto quello che riuscivano a recuperare lo mandavano a Città del Vaticano, ed era un'importante, assicurazione per i tempi magri per i coltivatori che avevano questo gruzzoletto che era immediatamente convertibile in moneta contante in caso di necessità, altrimenti era il fagiolo delle feste. Lasciamo la storia, torniamo al nostro ambiente, al parco delle Dolomiti Bellunesi. Qui siamo proprio ai margini del parco, fuori del parco, ma l'ambiente è lo stesso, no? Sì, è un ambiente montano e soprattutto è un ambiente che gode di un microclima particolarmente adatto alla coltivazione del fagiolo. Il nostro fagiolo gialletti in particolare sembra che, portato al di fuori di queste particolari condizioni, stenti. Ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo uno sguardo a come è andata l'agricoltura nello scorso anno. Il bilancio è stato fatto da Veneto Agricoltura recentemente. Veneto Agricoltura ha presentato un primo bilancio dell'annata agricola 2015. Si evidenziano qualche valore, tante difficoltà e magre soddisfazioni per i coltivatori. È un'isola felice il vino, con numeri eccellenti. Rispetto all'anno precedente la produzione di uva è stimata in aumento di circa il 20%, mentre quella di vino dovrebbe raggiungere i 9,7 milioni di ettolitri, più 18%. Anche i prezzi di uva e vini risultano generalmente in aumento, sospinti dall'andamento crescente delle esportazioni, più 10,3% in valore nei primi 9 mesi del 2015. Soffrono pesantemente invece due settori vitali per l'agricoltura veneta, il latte e le carni, allevatori decisamente insoddisfatti. Non sono andati bene i cereali, ma le mais e soia, un po' meglio il frumento. Situazione difficile per l'ortofrutta.
Il tempo non ha giovato, troppa siccità. L'agricoltura veneta vale 5,7 miliardi di euro. In crescita i lavoratori dipendenti, in flessione il numero di imprese e quindi gli addetti autonomi. In calo la flotta peschereccia veneta, meno 5,4%, ma si è pescato di più. Torniamo ai nostri gialette, fagioli pluridecorati, no? Laura Sì, Solini. pluridecorati. Questi fagioli tra l'altro si conservano perché sono buoni da mangiare. Nel 2014 abbiamo vinto il primo premio assoluto alle Fagioliadi, una gara tra fagioli presidio slow food, sono tra le eccellenze italiane. Cerchiamo di proporre anche altre chicche bellunesi quali il bala rossa, quali il fagiolo Bonel di Fonzaso, che sono dei prodotti agricoli tradizionali e che speriamo contribuiscano a caratterizzare l'economia montana. Lasciamo i nostri gialette e dalla Mon scendiamo in pianura a Chioggia per parlarvi con la CIA di Venezia del radicchio tondo, un radicchio che sta soffrendo molto, quotazioni decisamente basse, soffrono i coltivatori. Nell'azienda agricola Terri Bertaggia di Chioggia si sta lavorando il radicchio tondo coltivato sul posto, un ortaggio che non sta vivendo un bel momento, è sceso fino a 10 centesimi al chilo sul campo, una cifra decisamente insostenibile. In circolazione c'è troppo prodotto mentre la richiesta ed i consumi sono scarsi. A questo punto solo chi fa impresa nel segno della qualità è premiato e riesce ad essere competitivo. Ci sono aziende come questa che si riconosce nella CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, dove si riesce a far tornare i conti, sia pure con grande fatica, e ad essere competitivo. Che cosa sta accadendo? Che futuro per questi radicchi? Sul campo questo parliamo dei nostri costi perché è autoproduzione. A noi ci costa 45 centesimi a casa dentro i bins. Ma perché viene pagato anche 10 centesimi? Il 10 centesimi si trova del prodotto che non è idoneo a essere commercializzato per l'intero, insomma. Perché? Perché questa non qualità? Allora, la non qualità è data dal problema della produzione. Allora, quando tendenzialmente il Chioggia è a ribasso, vengono spinte le produzioni in maniera da fare delle pesature simili a quella che proviamo a inquadrare, che è quella lì, vede? Ecco. Mamma mia. Questo prodotto è un radicchione. questo è un radicchione che purtroppo non è commerciabile, non si può commercializzare perché questo prodotto qua lo devo sfogliare se ne ho bisogno di portarlo a una pezzatura commerciabile, oppure devo commercializzarlo così. Commercializzarlo così vuol dire depresso, viene depressato per la sua pezzatura, per cui a mio avviso conviene di più produrre un prodotto di qualità come pezzatura e quello può portare a realizzare il giusto prezzo, che secondo me non deve andare sotto i 40-45 centesimi. Il consumatore però, se vuole un buon prodotto di Chioggia, deve pagarlo come minimo 1,50 €, 2 €, no? Che secondo me, le dico la verità, non è neanche tanto, perché se vogliamo vedere il prodotto che va sui banchi del consumo, se lei mi vede questo prodotto diventa poi questo, vuol dire che io ho avuto uno scarto enorme, uno scarto anche del 50% a volte. Mettiamolo vicino ai due radicchi. Ecco, vede? Questo Si vede benissimo. è arrivato dal campo, questo è stato lavorato. È stato lavorato. Questa è la pezzatura massima, diciamo in grandi linee, che si vende nei mercati, ce ne sono anche di più piccole. Però capiamo che da questo prodotto bisogna arrivare a questo. Questo è quello che lei va a pagare 1,50 € al banco della vendita. Quanto c'è di scarto? In certe situazioni arriviamo anche al 60-70%. Siamo ormai alle ultime battute della stagione, possiamo fare un bilancio? Negativo, possiamo dirlo negativo in partenza, perché abbiamo prodotto, come quantità è stata diciamo un'annata un po' abbondante come produzione, però il prezzo è stato quello e le quantità di vendita sono state quelle che ci hanno penalizzato. Questo radicchio non si può chiamare di Chioggia perché risulta che non sia IGP. Come mai lei non produce radicchio IGP? Ma quando io sono nella zona IGP, solo che quando è stato il momento di chiedere la certificazione, io ho fatto le mie dovute indagini per capire il mercato che cosa avesse chiesto e che sbocco avrei avuto producendo del
radicchio a marchio. Ho avuto delle risposte che secondo me non erano soddisfacenti, per cui ho continuato per la mia strada. Non ho chiesto di avere la certificazione. Terry Bertaggia produce radicchi tondi, ma anche altre varietà, come il similungo o il rosso precoce. Coltiva inoltre diversi ortaggi, cavoli o in particolare porri, di cui vediamo immagini della raccolta. Un ortaggio, il porro, che sta dando soddisfazione, una diversificazione che alla distanza risulta vincente. Possiamo dire che abbiamo una vecchia tradizione come produzione di porro. Il porro a Chioggia negli anni scorsi veniva fatto in abbondanti quantità. E poi era stata un po' rallentata la produzione, adesso siamo tornati a una nuova rivalutazione di questa cultura e se ne stanno facendo parecchi in giro. Insomma, si sta diversificando le culture. Indubbiamente le aziende migliori, le aziende leader sono quelle che hanno capito che solo attraverso la diversificazione si può reggere un mercato sempre più aggressivo. Puntare sempre sulla monocultura del radicchio ci si presta all'alternanza del prezzo, che può rappresentare delle fortune in alcuni momenti, ma può rappresentare delle grandi crisi in altri. Quindi nella misura in cui tu hai più prodotti su cui puntare, questo ti permette di attutire meglio le eventuali crisi di mercato. E a proposito di prezzi, qui a febbraio come siamo? Rende più il radicchio o il porro? Indubbiamente il porro, perché il radicchio penso che non abbia mai toccato delle punte così basse come in questo periodo. Diciamo è uno degli anni più tristi che abbiamo avuto penso dal 90 arrivare adesso. Presenta problemi particolari la coltivazione del porro? Diciamo che la coltivazione del porro, essendo una cultura che cresce con le radici poco profonde, facendo determinati tipi di lavorazione, è molto sensibile alla variazione delle temperature. Una cultura soprattutto invernale. Soprattutto invernale, le posso dire che partiamo a settembre e finiamo a giugno col porro, noi come azienda Bertaggia, diciamo, facciamo questo periodo di produzione. Il momento è difficile anche per il mercato orticolo di Chioggia, che nel radicchio ha l'ortaggio di punta. Perché la primavera non era andata molto bene e in primavera ci sono tutte le aziende agricole in piena produzione, mentre nei periodi autunno-invernali ci sono meno aziende che operano nel settore. Però complessivamente l'anno non è andato male, diciamo, rispetto al 2014. Piange un pochettino troppo? No, ci sono dei fattori che vanno a incidere in maniera concreta su quello che è il reddito delle aziende, quindi ci sono state delle aziende magari che è andato abbastanza bene e altre che, sbagliando il periodo, dovete tenere conto che Chioggia ormai ha solo ed esclusivamente radicchio, non abbiamo altri prodotti, per cui un'azienda che aveva una produzione in un determinato periodo dell'anno e non è andata bene, chiaramente non ha fatto reddito. Ed ecco una serie di specialità che si possono preparare con il radicchio tondo coltivato nel territorio di Chioggia. Un radicchio molto versatile che si presta a tante deliziose interpretazioni in cucina. Con il radicchio si possono fare tantissime cose. Qui abbiamo un bussolacchio giotto con una fettina di cotechino e del radicchio stufato con una scaglietta di grana. Qui abbiamo fatto della pancetta brustolita con del radicchio e una cremina di gorgonzola. Procediamo con un crostino di radicchio e scamorza affumicata, delle lasagne al radicchio con aggiunta di salsiccia per addolcirle un po'. Qui abbiamo dei crostini sempre con una maionese fatta di radicchio e dell'affettato sopra del posto. Salame soppressa. Salame soppressa, porchetta. Qui sempre degli involtini con la pancetta e la cremina di gorgonzola e per finire un dolce sempre a base di radicchio, sempre radicchio chioggiotto che si può intingere con un vin santo, un vino dolce, un passito, un marzemino, quello che si vuole. Lasciamo queste delizie del palato per spostarci a Dolo in un'altra azienda che si riconosce nella CEA di Venezia, la società Fiorenzo Quaggio, che si dedica alla coltivazione di ortaggi a foglia come insalatine, rucola, prezzemolo, erbette varie. E una notevole produzione di porro. Ci sono diverse varietà di porri che si possono identificare in porro primaverile estivo,
è porro invernale. Per esempio ho qui davanti un porro estivo, fra virgolette, estivo autunnale, dove la parte bianca risulta superiore alla parte verde, risulta più lunga, proprio perché diciamo anche data la temperatura estivo-autunnale c'è bisogno di una foglia diversa, cioè è sole, è caldo, quindi il porro fa una foglia completamente diversa da quello che può essere una varietà invernale. Mentre questa varietà, come osserviamo, ha una foglia molto più scura rispetto alla varietà estiva, proprio perché si prepara con tutto il suo vestito al freddo dell'inverno. Qui abbiamo insalatine, radicchietti, spinacetti, biettina, prezzemolo, valeriana, tutte cose che poi vanno un po' mischiate insieme e nei mercati viene venduto come misticanza, diciamo, come roba da condito, ecco. E la cassetta di misticanza è pronta. Certo. La vita di questi insalatini, di queste verdurine. Cioè questa è una, diciamo che nell'ambiente sono considerati freschissimi perché vengono raccolti al pomeriggio, diciamo, vengono venduti alle 2 della mattina nel mercato all'ingrosso e prima della sera sono già consumati, cioè sono già mangiati, quindi un prodotto estremamente fresco. Queste sono erbe spontanee e questa è un'ortica dove che qui in zona, diciamo, nei mercati ogni tanto qualcuno ce la richiede, qualche cassettina la facciamo volentieri e servono per fare un buon risottino se uno gli piace. Ecco. Abbiamo sentito, Terry Bertaggia coltiva un meraviglioso radicchio tondo coltivato nel territorio di Chioggia, ma che non può chiamarlo di Chioggia semplicemente perché non aderisce al consorzio di tutela. Sul ruolo, sulle criticità e sul valore dei marchi europei di tutela con l'IGP, indicazione geografica protetta, e la DOP, denominazione di origine protetta, ci fa il punto Paolo Quaggio, presidente della CIE di Venezia. Il senso del marchio è praticamente la promozione del prodotto. E certo è che però la sola promozione non basta a far sì che il prodotto dal punto di vista commerciale sia presente, diciamo, nei mercati dove si fa promozione. Un esempio classico è proprio il radicchio IGP di Chioggia, che ha fatto molta promozione, per esempio a Berlino, però non è seguito alla promozione l'intervento commerciale di una OP seria, strutturata, che porti il radicchio di Chioggia a Berlino. Per cui non ha senso, sono spesso degli apparati un po' burocratici che sono fini a se stessi, non danno una vera realtà e una vera promozione e sostegno, diciamo, alle aziende. Siamo sempre alla Monna sulla montagna bellunese per parlarvi dei tipici fagioli nell'anno internazionale dichiarato dall'ONU delle leguminose. Ma vediamo a questo punto come si gustano i fagioli qua alla Monna con un giovane chef, Daniele Bottegallo. Questo è un piatto semplicissimo, sono dei fagioli in insalata conditi con un po' di pancetta e della cipolla. E poi la polenta. E la polenta dà il cereale che con legume forma le proteine perfette, quindi è un piatto completo. E poi si fa anche il gelato con il fagiolo qua alla Monna e vediamo adesso questo gelato. Ed ecco il nostro buon gelato al fagiolo, Tiziana Penco. Certo, buonissimo, abbiamo inventato anche questo. Quando è che lo presentate in particolare? Alla festa del fagiolo. E qui abbiamo il gelatiere, chi fa questo gelato, un gelatiere per modo di dire perché lei fa un altro mestiere, però lei è quello che presenta, che fa il gelato nella festa qui di Lamona. Esatto, si macina il fagiolo, si fa la farina e poi si cuoce con il latte e da lì facciamo il gelato, il resto è un segreto. E qui accanto al gelato abbiamo un'altra specialità, la torta ai fagioli, ce la spiega brevemente il nostro Daniele Bottegallo. Ecco, più o meno il procedimento è sempre macinare il fagiolo in modo da renderlo farinoso, poi cuocerlo insieme alla farina, alle uova e altre cose. Sopra, per dare un tocco di più dolcezza, è stata aggiunta
della ricotta. Richiesta questa torta. È molto richiesta, sì, perché è particolare, poi invoglia il cliente, no, che pensa al fagiolo solo insalato, invece esiste anche il dolce. Abbiamo visto il gelato al fagiolo, la torta al fagiolo. Bene, che prospettive per questo legume tipico qui della montagna bellunese, Tiziana Penco? Prospettive ottime. E l'unico appello che devo fare, è obbligatorio fare ai nostri soci produttori, è non demoralizzarsi mai, e devono continuare a produrre, il consorzio ci sarà vicino a loro e nelle difficoltà noi ci siamo sempre, il prezzo aumenterà, quindi abbiamo deciso che con l'annata ancora più caro. Certo. I Ma nostri quanto produttori andremo al chilo? Il prezzo minimo verrà venduto a 20 euro al chilo con l'annata 2016. Non potrebbe scoraggiare i consumatori questo? No, perché la qualità è diversa da tutte le altre ed è superiore, per cui le richieste ci sono sicuramente. E come sempre chiudiamo con un detto veneto. Tiziana Penco, ne ha uno. Sì, certo, legato ai fagioli. Allora, fioi, linzoi e fasoi non ne è mai massa. Però, proprio vero? Direi proprio di sì. Sul serio? Direi proprio di sì. Abbiamo bisogno di produrre di più. Appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.